pieno centro a Portogruaro un appartamento dove si organizzavano orge a pagamento con i trans, a gestire il giro un insospettabile cameriere, tra i clienti facoltosi e noti imprenditori. Dei nostri notiziari, ben trovati. In primo piano dunque la Casa del Sesso, che è stata scoperta in pieno centro a Portogruaro, specializzata in orge con i trans. A dare il via alle indagini gli inquilini ormai esasperati del palazzo, e l'appartamento a luci rosse era frequentato da noti e facoltosi imprenditori. Da tutto il Veneto, la cronaca nel nostro primo servizio. Una situazione assolutamente insostenibile. Erano 3 anni che tutti sapevano che c'era sto via vai di gente che andava e che veniva. Un condominio normale, ma solo all'esterno, perché in uno degli appartamenti era di scena da più di un anno il regno del sesso hard specializzato nelle orge con i trans. L'appartamento di via Romagna a Portogruaro era un must imperdibile. Molti annunci mascherati sui giornali, una stanza ben attrezzata con tutti i materiali del caso, dai DVD ai costumi e agli oggetti più bizzarri. Un successo tra i tanti clienti, capaci di raggiungere la città non solo da tutto il veneziano, ma anche dalle province vicine, Treviso e Pordenone. Per lo più professionisti e facoltosi imprenditori, alcuni di questi anche molto conosciuti. Un tariffario che arrivava a superare le 200-300 euro quando il sesso si faceva più spinto o di gruppo. Un giro d'affari di decine di migliaia di euro e il resto dei condomini che si chiedeva da tempo che razza di inquilini frequentassero l'edificio. Spesso si imbattevano sulle scale, anche in piena notte, con sconosciuti che cercavano di nascondersi. Li avevano presi per ladri, ma erano cacciatori del sesso a pagamento. Salendo, questi signori fermavano anche me. Io le sembro una persona del genere? No, era una cosa molto fastidiosa, anche in orari dove c'erano i bambini. Pochi giorni prima che partorissi hanno suonato anche il mio campanello per l'ennesima volta. E proprio dai condomini sono partite le segnalazioni che hanno fatto scattare le indagini dei carabinieri e della procura, conclusesi con il blitz di stamane. Dentro l'appartamento c'erano un trans colombiano di 35 anni e un 48enne veneziano. Era quest'ultimo a gestire tutto il giro, un insospettabile cameriere sposato che nei fine settimana si spostava da Venezia e si trasformava nel manager delle orge. Un numero di prostitute ancora da quantificare, così come la lunga lista dei clienti. Molti di questi, terrorizzati dalle conseguenze per la loro vita quotidiana, non hanno esitato a raccontare ai militari tutti i dettagli della Casa delle Orge. Clienti che potrebbero essere stati anche messi in trappola dal cameriere. Gli investigatori hanno infatti trovato videocamere pronte all'uso. Non escludono che l'uomo, denunciato, filmasse gli incontri hard con l'obiettivo di ricattare in seguito i frequentatori più in vista della Casa del Sesso. Questa ed altre notizie di cronaca in breve nel prossimo servizio. Non si ferma l'inchiesta sui bordelli con trans dopo la casa di appuntamento scoperta nelle ultime ore a Portogruaro. I carabinieri stanno cercando altre abitazioni anche fuori provincia dove colombiani e brasiliani si concederebbero a facoltosi clienti. Indagato il cameriere di Pellestrina che aveva preso in affitto i locali.